Oggi è una grande giornata per Conegliano, abbiamo presentato questo progetto in partnership con la US che prevede il posizionamento di defibrillatori all'interno della nostra città, ma il progetto non finisce qui, ma si basa soprattutto sull'educazione e la possibilità che questi defibrillatori vengano utilizzati dai cittadini, dai commercianti, da coloro che seguiranno i corsi appositi. E questo perché un'ambulanza nel nostro territorio, che è un territorio di eccellenza, può arrivare sul posto in 6-8 minuti, ma 6-8 minuti in alcune situazioni di malattie cardiache sono minuti essenziali nella quale si decide se una persona può sopravvivere oppure no, per cui è importante che siano i cittadini stessi ad intervenire appena si rendono conto di ciò che è accaduto. Qui si parla di un malato su 1000 all'anno in Italia e da una statistica si parla di poter salvare sul territorio nazionale 10-20 mila persone, si parla veramente di qualcosa di incredibile e che proietta la nostra città nel XXI secolo, una città nella quale i cittadini possono prendersi cura di se stessi. Diventa importante perché come diceva giustamente il sindaco viene coinvolta una comunità che è quella di Conegliano. Per fare cosa? Sostanzialmente per ridurre quelle morti che sono purtroppo non prevedibili da arresto cardiaco, localizzando dei defibrillatori a livello di totem, di colonnine e fare in modo che i cittadini imparino a utilizzarli. Chiaramente andremo a ridurre questa mortalità e quindi è importantissimo fare ciò. Il corso per utilizzare i defibrillatori dura 3 ore. Quindi possono essere coinvolti più cittadini, l'azienda sanitaria LUL si mette a disposizione per fare la formazione con i nostri medici della cardiologia e i nostri medici del pronto soccorso che sono abilitati a fare questi corsi e anche i corsi BLS. Allora nel momento in cui chiaramente la popolazione, i cittadini sono sensibilizzati e fanno il corso e lo utilizzano, la riduzione può essere anche del 70%. Abbiamo 30 persone ogni anno nel comune di Conegliano, il 70% di queste si salva e non ha esiti. Il progetto in sé è un progetto semplice, è l'installazione del defibrillatore per un intervento rapido e massivo in quello che sono i problemi cardiovascolari, in questo caso l'arresto cardiaco improvviso. Però qui si va oltre, la logica nuova è questa, in un momento organizzativo, soprattutto dal punto di vista sanitario, dove di fronte ad una carenza di risorse a livello nazionale, realtà virtuose come appunto quella veneta devono portare avanti sempre progetti innovativi, ci siamo chiesti noi dell'ospedale, di concerto col comune, quindi con la cittadinanza, cosa possiamo dare in più ad un progetto del genere. E allora quello che ci siamo poi chiariti è questo, cioè il nostro intervento non può essere, lo dicevo prima, circoscritto nelle 4 mura ospedaliere, ma con i nostri professionisti dobbiamo uscire fuori e questo vuole essere il primo di una serie di iniziative che come direttore di ospedale intendo portare avanti, e fare in modo che le nostre professionalità possano intervenire sul territorio e far sì che quegli utenti che diventano poi pazienti arrivino all'interno dell'ospedale nelle migliori condizioni possibili. Spesso questo non avviene e quindi le nostre prestazioni all'interno dell'ospedale non danno gli esiti attesi, perché oggi è fondamentale salvare le vite, ma diventa ancor più fondamentale in una cittadinanza che è sempre più anziana, con delle criticità e fragilità, fare in modo che poi gli esiti delle cure siano ottimali. E allora per far sì che siano ottimali bisogna intervenire bene e per farlo noi ci mettiamo a disposizione e usciamo fuori dall'ospedale e interveniamo assieme al comune per la cittadinanza.